il primo incontro. Largo. No, pero guarda, il blu è qua, quello là non è l'angolo. L'angolo è questo qua, non quello là, vedi? Tu puoi stringere fino all'angolo. Poi lo sedia? No, ecco. Sopra, sopra. No. Se ne va via da solo. Nella chat. Aspetta ancora. Ecco, va, aspetta. Allora ci siamo quasi, tra pochi minuti cominceremo con il primo incontro di questo splendido pomeriggio di pugilato qui a Speri Fight Club. Il primo incontro sarà arbitrato da Mauro Vedovello e ora chiamerei i pugili sul ring nella categoria kg 46 Schoolboy. All'angolo blu per la boxer Calenzano Scozzafava Manuel. Facciamo un applauso. E all'angolo rosso per la Dynamic Iene Baldassar Danilo. Ci siamo quasi, gli ultimi preparativi, le ultime istruzioni.
Allora, ci siamo quasi, le ultime istruzioni. Stiamo per cominciare il primo incontro. Prima ripresa. Fuori Dani! Fuori! Continua! Fine prima ripresa. Ma l'arbitro non è basso. Ricordiamo che l'incontro sarà composto da 3 riprese, da 1 minuto e mezzo. E ricordiamo anche che siamo in diretta su YouTube, nel canale Fox on the Road. Tutto live, tutto in diretta. Non più in alto. Siamo quasi agli ultimi accorgimenti. Fuori i secondi. Seconda ripresa. Rispondi subito. Vai Dani! Diretto destro, diretto destro. Fuori Dani! Vai Dani! Via dalle corde Danilo! Via dalle corde! Vai! Vai Dani, rispondi! Montante Vai alto Dani! destro, montante alto destro. Dai Danilo! Ancora! Vai, Danilo! Ancora il diretto destro. Esci! Vai! Vai Danilo! Fine seconda ripresa. Ricordiamo che questo incontro è valevole per la categoria chilogrammi 46 school volley. Si disputa al meglio delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna.
ricordiamo sempre che siamo in diretta su Box on the Road, su YouTube. Buoni secondi. Vai Dani! Inizio terza ripresa. Vai Dani! Vai Dani! Fuori! Bravo Dani! Bravo! Fuori! Di nuovo, rispondi col diretto Vai Danilo! destro. Fuori dall'angolo! Dai Danilo! Vai Danilo! Dai Danilo, vai! Vai Danilo! Vai Danilo, vai! Vai via dalle corde Danilo! Via Danilo! Vai, rispondi, rispondi! Vai Danilo, rispondi! Vai Danilo! Fine terza e ultima ripresa, un applauso ai nostri schifo ai nostri atleti, lo spettacolo fornito. Vediamo cosa ci fa il verdetto, porta dei biglietti. Vince i punti angolo blu, Scozza Fama Manuel della Box Canizzaro. Foto Benito. Quasi per il secondo incontro di questo splendido pomeriggio di pugilato qui a Screening Fight Club. Si prepara sul ring della signora arbitro Claudia Alawi. Gli ultimi due preparativi per i pugili. Aspetta, mi ricordi? C'era una cosa ragazzi. Andiamo. Manu! No,
presentare il primo pugile. All'angolo blu per la Verona Boxing Club, all'angolo rosso scusate, per la Verona Boxing Club, Pelliccia Roberto. All'angolo blu per la House of Boxing, Singh Logan Liam. Quasi le ultime istruzioni. Vediamo che l'incontro è valevole per la categoria del Grammy 61 Elite e si disputa al meglio delle 3 riprese da 3 minuti. Inizio prima ripresa. Dai Roby, sotto! Vai Roby, vai! Dai! Sulla guardia Roby! Sulle mani! Ecco bene! Così! Che cazzo si sono bravissimo! Molto bene! Un po', stendi così! La parola dietro i piedi! Ok, dopo due! Ma non troppo uguale! Ok! Sulle mani, bravo! Fine prima ripresa.
20 secondi. Roby sotto! Inizio seconda ripresa. Grande Roby! Vai Roby! Vai Roby adesso, vai! Che molto tempo due settimane fa che Ma non fai per forza lì, difendi, Monica ci sto! Vai dietro, difendi! Solto, Roby! Tieni! sulle mani parlo di Dai Roby! Ah sì, fino a maio poi Ok, bravo! la seconda volta mai da fare che mi si paga poco. Fine, seconda ripresa. allora la battuta che lei ha ragione io di fare anche una parola meglio particolare i gancioni e parla umano che vede anche le mie e le tue di qui Fuori i secondi. sulla punta del muro la ciabatta Terza e ultima ripresa. Ok, bravo! Bel lavoro lì, bravissimo, così!
Ma che cosa? Vediamo dalla raccolta dei cartellini chi si aggiudicherà questo secondo incontro. E allora vince i punti l'angolo blu, Siglover Yama dell'House of Boxing. Allora ci siamo quasi pronti per il terzo incontro di questo pomeriggio. Ricordiamoci che siamo in diretta su Box on the Road su YouTube. L'arbitro è Francesco Sergio, signor Francesco Sergio. E ci siamo quasi, i nostri pugili si stanno preparando.
Allora ci siamo all'angolo rosso per la Spelling Fight Club Guzzu Basile. E all'angolo blu per la Box Giuliano Samuele Giuliano. Inizio prima ripresa. Fine prima ripresa. Ricordiamo che l'incontro è valevole della categoria chilogrammi 80 elite, si disputava al meglio delle tre riprese per 3 minuti. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Dani.
Guardate, fermato! Dai, Masi! Basta, Quello che buttava via a testa per me se si vede sì. Gli avevo lato per più che diretto destra. Fine seconda ripresa. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. No, allora come Vai, Vastiche! Qua a mangiare la salita.
lo posso fare, però Avanti, Vasca, ancora le anche. Voi, Vasca. Avanti, Vasca, ancora le anche. La ripartenza di questo grazie incontro. Incontro pari. Prepariamo per il quarto incontro del pomeriggio, valevole per la categoria chilogrammi 71 Elite. Arbitra il signor Mauro Vedomello. E allora presentiamo anche i pugili. All'angolo rosso per la Papolicella Boxing Club Daniele Ciotti. All'angolo blu per la Cuba Box Amine Esadi. Prima ripresa. Bello Dani.
Bravo e basta indietro. Controlla. Chiudi sotto. Vai, vai alla destra, bravo, e basta. Vai, rientra, Vai Daniele! Poi da 4 schiaffoni. Vai, lungo, Daniele, lungo! Bravo! Bravo, bene! Il passo sempre! Occhio destro! Destro! Bravo Dani! Fine prima ripresa. Ricordiamo che l'incontro favorevole per la categoria chilogrammi 71 Rinca si disputa al meglio delle 3 riprese da 3 minuti. Gli ultimi accorgimenti. Fuori i secondi. Danilo e Casino. Seconda ripresa. Aspetti che c'è il sole e poi la bevi. Non c'è problema. Non ti avvicini, ti portano pure via. Vai Dani! Dai su Dani! Sì Dani! Ma sono fuori tutte e due. Esci Dani!
Dai Dani! Dai Dani! La guardia! C'è un arbitro. C'è un arbitro, c'è un allenatore. Doppia la mano, doppia la mano. Dai Dani! Dani! Dai Dani! 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 Fine seconda ripresa. Fuori secondi. Però continuano a scambiare senza... Terza e ultima ripresa. Allora la gara viene sospesa. Quindi viene sospeso. Sospensione cautelare. Forza. Qualcuno mi fa morire. Con l'asciugamano al collo. E quindi vince per sospensione cautelare l'angolo blu Amin Esadi della Cuba Box. Vai Diego! Siamo uno dei nostri. Per bere sarebbe interessante. Non ci avranno messo sul capolingo, no? Fatta la canzone di Ciclorino.
Tra pochi istanti il quinto incontro, ringraziamo Croce Europa, Enrico Sgreva, il presidente, penso. Siamo quasi pronti per il quinto incontro, l'arbitro la signora Claudia Laui. L'incontro è valevole per la categoria che 60 junior e si disputa a meglio delle 3 riprese da 2 minuti. Siamo quasi pronti per i preparativi. Stiamo per cominciare il quinto incontro del pomeriggio, vediamo che siamo in diretta sul box numero 8 su YouTube, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa. E allora ci siamo! All'angolo rosso per la Dinamitiene Zaccaria Diego e all'angolo blu per la box Giuliano Lorenzo Fedi. Prima ripresa. Vai Diego! Vai Diego! Vai Diego! Bergamo! Bergamo! Teo John! Vai Diego! Vai Diego! Fine prima ripresa.
Fuori i secondi. Vai Diego! Seconda ripresa. Vai Diego! 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 Anche Bosumi. Aspetta giù. Vai Diego! Vai, continua così. Vai via dalle corde! Via dall'angolo! Via! Via dall'angolo, Vai via Diego! Diego! Vai via da là! Esci! Fine seconda ripresa. Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. Vai Diego! Vai Diego! Gira Diego, gira! Ma torni dalle corde! Vai via dall'angolo! Bravo! Vai Diego! Via dalle corde! Gioca! Che bello, vai! Vai Diego! Vai via dalle corde! Bravo! Bene, bene, appena arrivato.
Adesso, dai che me lo guardo. Sulle mani, Diego! Vai! Sulle mani! Rispondi! Vai Diego! Eccolo! Bravo! Diego, sue mani! Fine terza ripresa, facciamo la palla dei nostri pugili. Uno splendido incontro, veramente entusiasmante oggi qui alla Spherical Club. Vediamo chi si aggiudicherà il quinto incontro di questo pomeriggio di pugilato. E allora vince ai punti l'angolo rosso Diego Zaccaria della Tina Michele. E allora ci prepariamo per il sesto incontro dopo la foto di rito. Just because you feel a little strange. Don't let them tell you you have to change. Just because you feel a little strange. Don't let them tell you you have to change. Just because you feel a little strange. Don't let them tell you you need to change. Just because you feel a little strange. Allora si prepara sul ring l'arbitro, il signor Sergio Fettesco, e tra pochi istanti vedremo anche i pugili. Proprio per il sesto incontro, che ricordiamo che è valevole per la categoria chilogrammi 72 Elite. You feel a little strange. Allora presentiamo il primo pugile all'angolo rosso Alessandro Nocicero della Gara Box. E all'angolo blu Gianluca Pettoretti della Tina Michele. Ricordiamo che l'incontro è valevole per la categoria chilogrammi 72 Elite e si disputa a media delle 3 riprese da 3 minuti. Prima ripresa. Ma che secondo me è un po' il viene vestito proprio.
Quindi vediamo se io non me la potrei il problema se le spiegassi. Fine prima ripresa. Quali secondi? Terza e ultima ripresa. Seconda ripresa, scusate. Senti tu. Non può essere anche per
lui ci combatteva tanto. No, non è in ma non lo spari. Preso, ma lo spari non ci combatteva sempre. È un caschetto sempre. Quindi ci sta anche questo. Tanto poi più avanti una poi vale che no, se la sentiva perché tanto anzi poi magari quello sia formazione in senso. Fine seconda ripresa. Buoni secondi. Terza e ultima ripresa. Siamo messi Ma che è collegato? Aspetta, Seba, c'è la pausa adesso, che la pausa ha fatto buona che la
l'obiettivo fra un paio di incontri. Oh Ale, quello lì è il sito, basta che prendi i fly e fra un paio di incontri. Fine terza ripresa. Vediamo se si giocherà il settimo incontro del pomeriggio. È in diretta, questo è il settimo, poi c'è l'ottavo e poi il nono. Vince i punti l'angolo blu Gianluca Pecoretti della Dinami Chieri. Allora, foto di vita, facciamo un applauso ai nostri pugili e noi ci fermiamo per un quarto d'ora di break. Però colgo l'occasione per salutare Stefano Bonesini, alias John Travolta, direttamente da Musica Moles. Ce l'abbiamo noi ragazzi, qui allo Spotify Club. Stefano Bonesini, John Travolta. Anche Grande Fratello mi dicono. Che trasmissione hai fatto? Grande Fratello, Musica Moles, La Corrida, no. Lobby de Villa. E ci fai qualcosa qua in diretta dopo? In diretta su Box on the Road da YouTube, non è il caso. Però facciamo un applauso a Stefano Bonesini, ancora, John Travolta, uguale John Travolta, c'è una forte somiglianza, per quello che lo chiamano John Travolta. Allora ci fermiamo per un quarto d'ora di break. Tempo per la birra. Tempo per una birra. Vediamo
Sì, decisamente. Sì, è sempre perché ha scritto il libro.
Allora, fra pochi minuti cominceremo nei prossimi incontri. Vedi, con lei. Io ho fatto qualche volta sono bravo. Non carico. L'importante è che mi correggi. Se vedi che faccio una gara. No, essendo no, che lei ogni tanto dico, guarda, sono grossi, faccio da sacco. E lei non è che dice no, ma tranquillo, no, a pane. No, quando vuoi, Le mani e i ragazzi si sono di più decisi io comunque proverò perché allora guarda che fa, dico la verità, a parte che però è completamente diverso, perché prendi 6 minuti poi quando cominci a prenderti diverti anche la cosa bella di fare Siamo quasi un po' di ricominciamo con questa tranche di incontri. Ricordiamo che siamo in diretta su Box on the Road. mi sono sentita male dal problema Quindi salutiamo gli amici di YouTube che ci seguono da casa. usare solo la mano liberi. Io non sono ero completamente in balia, sì. Cioè, non riuscivo a entrare e lui era super agile così io non riuscivo a mettere mezzo e mi incazzavo, cioè mi veniva da piangere da sai cosa che devi è come allora è per quello che secondo me su devi fare perché non devi andare devi lanciare guardi bene guardi come si muove poi appena si apre fa esatto. poi il classico che mi ha insegnato il trap stampa boxare di più
all'indietro e dietro pari nessun tipo di destra. L'arbitro del prossimo incontro sarà il signor Mauro Fenomenello. Il prossimo incontro sarà valevole per la categoria del 70 liter e si disputerà al meglio delle 3 riprese per 3 minuti. Facciamo un po' di aerobica e poi facciamo un turno. 10:15 sabato mattina. Però io Tra quello mi chiedo la cambiare. Tutti i preparativi dei nostri pugili. Lui mi ha detto no. Deve presentare. Io ho fatto condizionato 2 volte. C'è bello pesantino. Vado a riprendere i miei pali. All'angolo rosso per la Sperify Club Diego Saba. E all'angolo blu per la Tina Mitiene Simone Ferrari. L'istruzione del nostro arbitro, ricordiamo che l'incontro è valevole per la categoria kg 70 kg. Prima ripresa. Quello della Volpuricella, guardo lui e poi vado. La mole parla dopo l'orologio di favorazione. Comunque sport. Senza lì. No, esatto. Devo salutarlo. Va bene. Adesso lo fai bene. No, ogni tanto viene. Ogni tanto. Adesso torna. Adesso soprattutto che è vero. Posto, causa nave. Ma che scudo!
c'è una qua, vediamo un'altra, vengono spesso da noi a fare ragazzi. Fine prima ripresa. Buoni secondi. Seconda ripresa. Ahora viene Luis Miguel. No, Luca, tu mi hai vestito abbastanza. Adesso lo chiedo a Paolo. Sì, vabbè, però abbiamo pagato quello che è il nostro. Mi pago la gioca. Fine seconda ripresa. Allora,
terza e ultima ripresa. Ragazzi, perché sennò veramente non fate prego, ma Vai via da lì! Simone, ma Simone! Vai Simone! Guardate un po'. Dai Simo! Bravo Davide, bravo. Vai Simone! Dai Simone! Dai Simo, non volare! Dai Simo! Dai Simone! Dai Simone! Dai! È finita! Dai! Dai, continua, finisci tu almeno, dai! Dai! Fine terza ripresa, lasciamo un applauso alla gente del canale del giorno. Vediamo dopo la raccolta dei cartellini che si aggiudicherà il settimo incontro di questo pomeriggio di boxe per Sperry Fight Club. Cos'è ancora in doccia, Diego? Serio? Cosa che ha fatto? Più spirituale. E allora vince i punti l'angolo rosso Diego Saba della Sperry Fight Club. Facciamo un caloroso applauso esattamente entrambi i pugili. Ero là. Allora, foto di Rito.
tempo di risistemare il ring. Dai, 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 vai! Matteo, vai! Matteo, vai! Il prossimo incontro sarà valevole per la categoria chilogrammi 80 elite. L'arbitro è la signora Claudia Alami. Allora, l'angolo rosso per la Barboncella Boxing Club, Davide Beja. Vai Davide! E all'angolo blu per la Dinamitiere Matteo Siesto. Ricordiamo che l'incontro si compone di 3 riprese a 6 minuti. Prima ripresa. Vai, Matteo! Vai Matteo! Vai Davide! Dai, Matteo! Vai Matteo! Vai Davide! Buono! Vai! Vai Matteo! Dai, Matteo! Vai Davide! Buono, buono, buono! Bravo Davide! Vai Matte! Vieni Davide! Che pochi, sempre pochi. Bravo Davide! Vai Matte! Senti, Matteo! Vai! Chiuso! Vai Matte! Vai Davide! Vai Sesto! Oh! Dai, No, no, è tipo l'altro. Forse trasparente, fotobantia.
Vai Matte! Dai Matteo! Davide! Vai! Vai Matte! Vai Matte! Dai Matteo! Via! Vai Matte! Vai Matte! Dai! Continua! Vai! Continua! Sì, bravo Davide, vai! Vai Matte! Dai Matteo! Dai Matteo! Vai Davide! Bravo Davide! Via! Vai Davide! Fine prima ripresa. Bravo Davide! Fuori i secondi. Adesso dici l'entrata 10 euro e la bibita gratis. Seconda Devo ripresa. dire se mi avevamo dato, come hai detto te. Devo dire che mi avevamo dato, come hai detto sì. Bravo Davide! Spreca troppo energia. Bravo Matteo! Dai Matteo! Matteo! No, perché avrò di un Suona Matteo! No, dai! Entra Davide, vai! Dai Matteo! Dai Matteo! Bravo! Bravo Matteo! Sulla testa Matteo! Dai che tu è match! Vai Matte! Vai, vai! Vai Dai Matte! Matteo! Vai, Matte! Dai! Guarda Gobbi, 1-2! Esci! 1-2 esci Matteo! Dai! Bravo Davide, vai! Continua! Bravo Davide! Davide, vai! Vai Matte! Vai!
Matteo! Dai Matteo, parti tu coi colpi! Fine seconda ripresa. Buoni secondi. Dai Matteo! Vai Davide! Vai! Vai! Vai su! Dai Matteo, fuori 1, 2! Vem qua, Gio, vem qua, vem qua. Tira su le mani, va Matteo! Su! Bello, vai! Vai su! Continua così! Vai su! Dai Matteo! Vieni Davide! Vai così Matteo! Dai Matteo! Dai Davide! Vai Teo! Bravo Davide, continua! Vai via da Teo vai! Vai Matte! Domenica Bravo Davide! Non ti preoccupare, sei Vai, vai! Bravo Davide! Riesci le corde! Vai Celso, ce l'hai, ce l'hai! Davide, tieni su! Teo, manca poco! Vai Teo, è tuo! Vai Teo! Vai Davide! Gira e basta! Vai Vai Teo! Giù! Vai Matte! Vai Davide! Dai Davide! Vai, vai via di gambe, vai! Bravo Davide! Bravo Matteo! Però ci seguono su YouTube. Pochi istanti perdenti. L'altra volta avevo questa roba, quando di no. Allora mangiare razza. Ma ora c'è del che hai fatto non sei italiano.
avanti! Oh, dai, sei unendo. Grande Teo! Vai Teo! E allora vince punti l'angolo blu! Vediamo il prossimo incontro, ultimo della giornata. Questo qua! L'arbitro Sergio Francesco. E chiamerei i pugili. All'angolo rosso Michael Zabolotny della pugilistica scaligera. Vai Edo! All'angolo blu Vai Edo! Bertin. Perché mi serve il secondo. Essere in quella. Vai Edo! Nella categoria 68 metri, 3 riprese per 3 minuti. Vai Edo! Vai Teo! Ma che è successo? Vem qua, vai qua! Comincia con lo salone. Vai, Chuck è il numero 1. Seguite Simo su Instagram. Chi sarà il numero 1. Guarda la 2,68 euro.
però quell'altro è partito a bomba e questo Prima di questo. Avanti, vai! bello. Aieto! Bravo! Dai, vai! Sali a strada! Bravo! Bravo, dai, vai, vai! Taglia la strada! Bravo, bravo, dai! Chiudilo! Caricare! Vai, Edo! Dai, mantienici, bravo! Chiudi, 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 Edo! Vai! Vai, Edo! No! No, usa velocità! Taglia la strada! Dai! Dai, Edo! Chiudi bene! Bravo! Vai, Edo! Bravo, vai! Vai, Canello! Vai! Vai, Canello! Schiva, schiva, dai, Edo, compiti! Chiuso, Edo, chiuso! Chiuso, Edo, chiuso! Regali forti! Chiuditi, chiuditi, Edo, chiuditi, chiuditi, Edo! Composto! Vai, vai, vai! Edo! Edo! Fine prima di questo. Perché se magari poi Dentro che stai spostando la camera. Stiamo facendo diretta. Non vede niente. Bravo, tieni lo spazio. Vai, Canello! Seconda ripresa. Vedo composto, bravo, chiuso. Bravo. Chiuso. Vai, Edo! Vai! Bravo, vedi che sei bravo. Edo! Destro, 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 Edo! Lascialo lì, non farlo uscire!
Non farlo uscire, non farlo, bravo! Non farlo uscire! Vai! Edo, lascialo! Un posto! Edo, scomposto! Posto! Dai Edo! Chi va a sinistra e vai su! Dai Edo! Dai destro, destro! Destro, bravo! Dai Edo! Destro, destro, destro! Bravo! Vai col destro, ti allunga. Lento, aspetta. Destro, destro! Tagli la strada col destro. Vai Edo! Destro! Tagli la strada col destro. Destro, destro, destro! Destro, bravo! Usa il destro! Destro, no! Sulle mani. Edo, vai di destra, comincia col destro. Un posto, destro! Destro, Edo, destro! Dai, destro! Vai Edo! Con destro e qui sempre! Bravo Edo! Vai Edo! Destro Edo, destro! 1-2, 1-2! 1-2! Vai. Vai Edo! Vai Edo! Fine seconda ripresa. Bravo! Io sto riportando al presidente le varie cose adesso perché il problema è successo che l'altra volta Dai, dai, Edo è tuo! Buoni secondi. Ma non viene come torna. Dai, dai! Terza e ultima ripresa. Edo! Edo, stai composto! Bravo Edo, punto! Chiudilo all'angolo. Fai punti Edo! Bravo, chiudilo all'angolo. Fai punti, bravo! Vai, vai. Vai destro! Guarda destro! Schivate a destra! Chiudilo all'angolo, vai. Bello, vai. Vanni su che è scoperto! Vanni su che è scoperto, Edo! Vanni su! Vai Edo! Vai Edo! Vai Edo! Edo, Rispondi. gioca, gioca Edo! Vai! Vai Edo, vai! Bravo! Bravo Edo, bravo che è tu! Attento! Dai Edo! Destro!
Destro, Edo, destro! Destro dritto, no calcio, no! Diretti, dai! Diretti, destro! Difendi, Dai, sulle mani! Edo, diretti! vai che ne hai, dai! Diretti destro! 1-2, 1-2! Edo, dai! Dai su, non posso! Dai Edo! Bravo! Diretti Edo! Diretti Edo! No ganci, diretti! Vai Edo, No, ganci, diretti! esplosivo! Sulle guardia! Ultimo incontro questo pomeriggio di box, un po' dei cartelli. È l'ultimo incontro della giornata, noi ringraziamo per aver partecipato a questo splendido pomeriggio di box. Grazie a tutti, grazie agli arbitri, grazie ai giudici, grazie ai cronometristi, grazie al dottore. Ci vediamo il 27 maggio per Box Party numero 7, il 27 maggio prossimo, save the date. Ci vediamo qui. Sì.